Così amava definirsi la compagna spirituale di Francesco, figlia del conte Favarone e di Ortolana, anch'essa nobildonna. Più giovane di Francesco di 12 anni, fu educata all'amore cristiano dalla madre, che diverrà sorella nel suo ordine. Alla sua nascita, nel 1193, il conflitto tra Catari, Albigesi e Valdesi, che proclamavano la povertà della Chiesa e il ritorno allo spirito evangelico originario, era avversato con determinazione dal papato e da un nuovo ordine militante, quello dei predicatori, di Domenico Guzman. Assisi, lontana dai grandi dissidi per il potere, in Firenze, Siena, Urbino, viveva anni di prosperità economica finché nel 1199 la nobiltà dovette intervenire per contenere le pretese di un popolo borghese ambizioso. Scaramucce che divennero dissidi ed accesero tumulti da cui la famiglia di Chiara preferì allontanarsi, rifugiandosi a Perugia, ove erano riparati gran parte dei nobili assissani. Francesco, ormai ventunenne, nel 1202 s'arma di corazza, elmo e spada e, cavaliere convinto, si lancia nella battaglia contro Perugia accanto ai giovani della sua città. Lo scontro a Collestrada fu funesto. Sconfitto, arrestato, imprigionato, tornò in libertà dopo un anno. La volontà di trovar gloria, stavolta per il buon Dio, lo affiancò a Gualtiero di Brienne, cavaliere pronto a guidarlo in Terra Santa. A Spoleto, nel sonno, una visione lo convinse che poteva combattere diversamente in nome del Cristo contro una Chiesa troppo radicata a terra. Iniziò la sua conversione, di cui narriamo in un altro video, ed iniziò a vivere come il Dio voleva, ossia un novello giullare nel mondo. Certamente Chiara e Francesco si erano incontrati. Assisi era una cittadina e lei era una giovane bella, per la quale il cardinale Ugolino, futuro Papa Gregorio IX, provava grande ammirazione, ed il giovane, quando scendeva da cavallo, era un cantore di talento nelle feste assissane. L'incantesimo reciproco si manifesterà segretamente nei consigli, nella premura e nell'identità d'azione di Chiara, che sarà al femminile, quindi impresa ancor più difficile, guida dell'ordine che porta il suo nome. Dopo quasi 8 secoli ed oltre 40 generazioni di badesse, le Clarisse ad Assisi, nella chiesa di Santa Chiara, ne proteggono le reliquie e ne mantengono viva la storia meravigliosa di Chiara e di Domina Benedicta, la prima sorella che prese in consegna la nuova chiesa e la fiaccola d'amore per la povertà. Della vita di Chiara poco si sa, per quanto abbia tenuto testa a cardinali e papi per mantenere un'autonomia dalle istituzioni romane che mal sopportavano movimenti ispirati al pauperismo. Certo è che Francesco, morente, volle essere posato in barella davanti alla chiesa di San Damiano, ove Chiara, da tempo immobilizzata, ricevette l'ultimo saluto ed abbraccio spirituale da chi le fu accanto, quanto, anzi più, di uno sposo. Ora riposano in 2 basiliche che si guardano ed entrambe son volte verso la città ove
nacquero. Un legame cresciuto in Assisi, rafforzato da una comune vocazione, infine teso nello spazio senza mai incontrarsi, come il fratello Sole e la sorella Luna, similitudine che ispirò Zeffirelli nel suo film. Il caso volle che, a memoria di due creature che vissero combattendo la vanità degli oggetti, perseguendo tenacemente la semplicità dell'umile, riposino in edifici monumentali, esempi magnifici della cultura umanistica italiana. In qualche modo, le due basiliche rappresentano la vittoria postuma del Vaticano sulle comunità monastiche tra le più diffuse al mondo. Proviamo a descrivere la Basilica di Santa Chiara, patrona d'Assisi. Della facciata colpisce la somiglianza del rosone a quello della Basilica di Francesco. Alcuni vi leggono geometrie numerologiche, contandone le braccia e le ghiere. Noi osserviamo la raffinatezza da merletto del primo e nel secondo il gioco di incroci degli archi con spaziature ampie di luce. L'interno, a navata unica, oltre al sacello di Chiara, la cripta, una cappella raccoglie Sant'Agnese, sorella di sangue e compagna di vita a San Damiano. La decorazione della basilica, opera di artisti coevi di Giotto, ma meno autorevoli, si sono purtroppo alterati gravemente. Un confronto stilistico fra scene analoghe nelle due basiliche può compensare la carenza estetica. Nel compianto delle Clarisse di Giotto, Chiara non appare, essendo inferma nel suo letto, come abbiamo detto. Osserviamo tuttavia un gran movimento nella parte centrale. Le suore s'affacciano, escono, si prostrano, i barellieri si piegano nell'appoggiare la lettiga. Una luce irreale illumina la facciata di San Damiano. A sinistra i laici compostamente commentano e non si vedono prelati. Un birbante squilibria la scena, arrampicandosi sull'albero per veder meglio. Chiara è morta. Tre sorelle si piegano. La prima a destra accosta le labbra alla mano della santa, come la dipinse Giotto per San Francesco. Anche la più eretta ricorda l'affresco del compianto su Francesco. L'intorno è un muro di autorità ecclesiastiche, cardinali, vescovi, frati addobbati regalmente, impegnati in letture. Al tempo il libro era cosa rara e preziosa. Che l'artista sia stato allievo di Giotto è opinione comune, tuttavia nei volti allungati e ripetuti degli astanti avvertiamo la presenza del tardo gotico. Di ben altra fattura Adamo ed Eva, ritratti nell'attimo della tentazione. Si vuole sia opera d'un maestro espressionista e noi condividiamo. Lui guarda lei, ne cerca lo sguardo, le labbra suggeriscono un sorriso, forse ha già assaggiato il frutto che nasconde nel palmo della mano sinistra. Lo spaesamento di lei, la mano che copre il seno, diventato irrimediabilmente oggetto di desiderio, conferma la nascita dell'umanità. Un dettaglio della strage degli innocenti ci riporta al precedente autore per il taglio degli occhi e l'abbondante uso delle lumeggiature per sottolineare la sofferenza di madri disperatamente, sorprendentemente mute. I volti aggraziati di Giuseppe Maria, peraltro poco espressivi, confermano la maniera dell'artista che,
nel velo della Madonna tenta o una velatura inamidata. Se gli angeli con calice e turibolo ripresi di tre quarti ricordano i lineamenti dei sacerdoti della morte di Chiara, la postura dell'anca di Maria, la dolcezza del suo incarnato, la trasparenza, la morbidezza del panneggio del bimbo, lasciano supporre un artista diverso che ritroviamo in Santa Caterina, Sant'Agnese, Santa Cecilia e Santa Lucia. Soffermiamoci su Cecilia. Il tratto forte del disegno degli occhi sfuma nella corona di rose tra i capelli raccolti da una preziosa catenella di tessuto e perle. Emozionante è la deposizione nella cappella di San Giorgio, la disperazione di Maddalena sprofondata nella terra con il sangue di Cristo è struggente. Ancora un confronto tra la serenità composta di Madonna in trono con bimbo benedicente, dolcemente naturale nell'ovale del volto, il capo leggermente inclinato a destra e a sinistra, il collo si allunga, le sopracciglia ben curate, il naso accennato con quella del latte, un insolito connubio tra la natura bizantineggiante e il gotico internazionale che osserviamo con occhi stupiti come quelli del bue alla mangiatoia. Concludiamo con due crocefissi che segnano la storia delle basiliche e dei loro santi. L'uno della badessa Benedetta, la prima dopo Chiara, è quello che incantò a San Domenico, Francesco e Chiara stessa. Il primo esalta il dolore della morte, il secondo la realizzazione della piena letizia, parole che uniscono in vita ed oltre Francesco a Chiara.